È questo simbolo rosso con le due vie all'interno di un cerchio il legame tra le scritte comparse a Padova e Venezia nella notte tra martedì e mercoledì con altre azioni simili compiute in Italia. Nella città del Santo la procura ha aperto un fascicolo di indagine. I carabinieri che in via Turazza nella sede dell'Agenzia delle Entrate hanno fermato due persone, un 36enne originario di Faenza e un 37enne foggiano, entrambi residenti a Ravenna, sono al lavoro per capire se siano gli autori anche delle scritte comparse nella sede di Azienda Zero e nelle pareti delle facoltà di biologia, matematica ed economia o se in città nella notte abbiano agito altre persone. Una galassia che in Italia raggrupperebbe circa 20.000 persone, quella legata a Vivi, con gli affiliati che si definiscono guerrieri e si tengono in contatto via social, soprattutto attraverso la piattaforma Telegram. Indagini padovane che si intrecciano con un fascicolo aperto dalla Procura di Firenze. In città, su input della prefettura, sono stati potenziati i servizi di sorveglianza nei confronti del sindaco Giordani e dei luoghi colpiti. Intanto i carabinieri stanno passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza.